Amici di Directa Sport, buon pomeriggio dal Palacus di Cagliari, nona giornata del campionato di Serie A2 femminile di basket. Cus Cagliari contro Tecmar Crema, una partita che inizierà tra poco più di 10 minuti e che vado a presentare in compagnia di due rappresentanti delle due formazioni. Mauro Mannoni per quanto riguarda il Cus Cagliari, invece il dirigente accompagnatore Luciano Denti per quanto riguarda la Tecmar Crema. E proprio dalla formazione lombarda iniziamo. Crema in piena zona playoff, arriva da una sconfitta contro la formazione però schiacciasassi di questo campionato, il Geas Sesto San Giovanni, che ha avuto la meglio sul vostro campo. Solamente per un punto avete fatto sudare freddo la capolista e questo è un altro bel segnale. Sì, è stato un buon segnale, è stata una partita, una maratona più che una partita, due tempi supplementari finiti per noi malamente, persa di un punto. Comunque abbiamo giocato una buona partita, ecco. Mauro Mannoni, il Cus Cagliari è indietro in classifica, gioca per obiettivi diversi rispetto a Crema che invece lotta per le posizioni di alta classifica. Cus fa un campionato a parte, però ha vinto la scorsa settimana ad Albino, un successo che ci voleva per ridare morale a questa squadra. Al completo ha dimostrato di poter spaventare chiunque. Ma allora, purtroppo gli infortuni stanno durando troppo e non vorrei essere noioso e ripetermi sempre. Siamo ancora in emergenza. La partita di Albino è stata una grossissima soddisfazione perché le ragazze che sono andate in campo si sono dannate e l'hanno voluta vincere questa partita. Oggi ci proveremo lo stesso, sapendo che è molto più difficile perché il livello tecnico e organizzativo in campo della squadra di oggi di Crema è notevolmente diverso. Nonostante le nostre solite assenze di Borsetto e di Rossi e anche di Madeddu, noi oggi ci proviamo lo stesso sapendo che è molto difficile. Torniamo a parlare di Crema, 6 vittorie, 2 sconfitte, l'ultima lo abbiamo detto contro il Geas, l'altra era arrivata proprio in Sardegna contro il San Salvatore Selagius. È poco ovviamente per dire che soffrite in qualche modo di mal di Sardegna, però questa trasferta non è mai facile da affrontare. Sicuramente venendo a giocare qui in Sardegna non è mai facile, logisticamente è una trasferta molto impegnativa, ma dobbiamo dire che anche sia il Cus che il Selagius quando vengono da noi hanno le stesse difficoltà. Mauro Mannoni, torniamo, hai accennato al tema degli infortuni, allora lo possiamo dire, Madeddu si è fatta male cadendo dal motorino, sono infortuni che possono capitare quando si hanno tante giovani squadre. Succede a una ragazza giovane di 16 anni che va a scuola e a scuola va in moto e a Cagliari piove poco e i giorni di pioggia la moto è scivolata e lei è rimasta sotto. Purtroppo ha un problema all'anca sinistra che pian piano è in miglioramento, ma bisognerà attendere qualche settimana anche per lei. Concentriamoci sulla partita di oggi, c'è un ex importante molto attesa qui a Cagliari che è Tina Benic. Dove si potrà decidere questa sfida da un punto di vista tecnico e tattico? Beh no, in qualsiasi momento sarà la determinazione delle squadre in campo a fare la differenza, sicuramente, perché Cus Cagliari noi è una squadra che temiamo perché sappiamo sicuramente che dopo la vittoria in trasferta ad Albino sarà rilassato, sarà molto motivato per portare a casa quest'altra vittoria. Noi ce la metteremo tutta, ecco. Nonostante qualche infortunio che ci sta un po' facendo rallentare la nostra marcia, però comunque noi siamo contenti della nostra situazione. I temi in casa Cus Cagliari sono chiari, c'è da fare i conti con gli infortuni. Crema ha pochi punti deboli all'interno del proprio roster, si proverà a giocare una partita gagliarda mettendo pressione, mettendo tanta aggressività, immagino, fino al primo minuto. Passatemi la battuta, oggi per il Cus Cagliari il Crema è l'avversario peggiore, perché io sono un appassionato di statistiche e guardando le medie di oggi, fino ad oggi della squadra, hanno una distribuzione dei punti dei rimbalzi unica in tutto il campionato, quindi non ha certo punti da attaccare o da cercare di isolare, perché la loro forza è proprio il collettivo. Allora, questi erano i temi della partita, tanti altri poi li andremo ad analizzare nel corso della nostra telecronaca. Ora una pausa pubblicitaria per noi, poi torniamo sempre in diretta dal Palacus di Cagliari. Studio Casa è un'impresa edile specializzata in ristrutturazioni e costruzioni secondo le più accurate e innovative metodologie. Con oltre 500 lavori eseguiti, l'azienda si colloca come leader nel panorama regionale, offrendo un'assistenza alla clientela dalla fase di progettazione e di sbrigo pratiche a quella della scelta dei materiali e della realizzazione delle opere.
Forniture dirette dalle fabbriche, un lavoro in tempi certi con la massima qualità, certificazioni di legge e agevolazioni fiscali. Studio Casa, un unico interlocutore, un'unica garanzia, una scelta sicura. La società Bartoli Frigeredi, con sede a Decimo Mannu, lungo la strada statale 130 al chilometro 14,300, esegue demolizioni industriali, recupero e trasporto materiali ferrosi e non, ritiro materie plastiche riciclabili e non riciclabili e servizio di pressatura. Per prenotare il ritiro dei tuoi materiali, chiama i numeri 340 10 29 181 oppure 346 86 34 752. Bartoli Frigeredi sostiene lo sport. Amici di Diretta Sport, siete tornati in collegamento diretto con il Palacus di Cagliari, dove sta per avere inizio la sfida valida per la 9ª giornata del campionato di Serie A2 femminile tra CUS Cagliari e Tecmar Crema. Al Palacus si sfidano formazioni con una classifica ben diversa: da una parte il CUS Cagliari penultimo con 4 punti, dall'altra parte invece Crema in piena zona playoff con un record di 6 vittorie e 2 sole sconfitte, una delle quali peraltro accusata in Sardegna contro il San Salvatore Selagios. Il CUS è però reduce da una bella affermazione esterna, la seconda in tutta la stagione contro Albino per 54-67, una vittoria favorita dai 22 punti di Sorrentino. Crema invece arriva da una sconfitta interna, ma contro lo schiacciasassi del campionato, quel Geas Sesto San Giovanni, che ha avuto bisogno di ben 2 supplementari per avere la meglio delle ragazze allenate da Diego Sguaizer. Prima del KO contro il Geas, Crema aveva maramaldeggiato sul campo di Pordenone per 40-86, sono 6 i successi complessivi in campionato per la formazione lombarda, che è la prima ad attaccare nel corso di questa partita. C'è l'errore da sotto da parte di Nori, poi il CUS che prova a rispondere dall'altra parte con l'iniziativa gestita in punta da parte di Niola, poi Caldaro, ancora Sorrentino che si prende l'arresto e tiro, lo manda a segno. Dunque primi 2 punti del match per la squadra di casa, il CUS Cagliari in buona fiducia, ma quest'oggi ancora alle prese con il problema infortuni. Non c'è Chiara Rossi, poi anche Federica Madeddu out, così come Valentina Zucca, dunque sempre rotazione abbastanza corta per coach Federico Sciascia. Ora un'altra dei temi della partita, ovvero Tina Benic, ex nell'ultima stagione in A1 da parte del CUS Cagliari, si prende il tiro dalla lunga distanza, ma lo sbaglia. Ci manca da elencare lo starting 5 delle due formazioni. Allora iniziamo dal CUS Cagliari, che manda sul parquet Eugenia Caldaro, Rachele Niola, poi ancora con il numero 6 c'è Giulia Sorrentino, con il 17 Natasha Tomasovic. Dall'altra parte ovviamente mancava l'appello Giulia Ridolfi, dall'altra parte Crema, che ora va a prendersi il tiro dalla lunga distanza e a sbagliarlo con la numero 7 Alice Mandelli. Assieme a lei sono in campo la numero 6 Giulia Togliani, la numero 11 Paola Caccialanza, capitano della squadra cremasca, poi ancora la già citata Tina Benic e la giocatrice in maglia numero 4 Alice Nori. 8 minuti e 31 secondi per chiudere il primo quarto di gioco, un solo canestro realizzato finora nel match, e a segnarlo è stato il CUS con Giulia Sorrentino, decisiva nel match di Albino con 22 punti personali. Manovra ancora in attacco la squadra quest'oggi in canotta bianca, con Giulia Ridolfi che serve Caldari, il tiro dalla media distanza che si arrampica sul ferro, e dopo questa danza poi esce, allora può partire Crema. Dall'altra parte l'uso delle braccia non è corretto da parte di Niola in zona difensiva. Allora comandato il fallo, partita che, lo ricordiamo, viene diretta dai signori Claudio Borrelli di Cercola e Biagio Napolitano di Quarto. Rimessa in gioco da zona offensiva per Crema, ora Nori che gestisce in punta il passaggio oltre l'arco per Togliani, che pasticcia un po', scivola con il pallone in mano. Nori con il passo d'incrocio contro Tomasovic, buona la difesa da parte della giocatrice bosniaca. Allora Niola, quest'oggi chiamata ad agire in posizione di playmaker, in punta c'è Tomasovic, attaccata
subito da Benic nel duello tra giocatrici dell'Est Europa. Niola a lavorare sul blocco di Caldaro, mano sinistra, buono lo scarico per il tiro dall'angolo di Tomasovic, tiro ben costruito qui da parte del Cus, non è arrivato il canestro ma ci sono gli applausi da parte della panchina. Ora Togliani dentro per Nori, arriva subito l'aiuto da parte di Sorrentino, c'è il fallo speso sulla giocatrice in canotta numero 4 del basket team Crema, che si potrà dunque presentare in lunetta con 2 tiri liberi. Alice Nori è già pronta per l'esecuzione della pivot classe 1993, arrivata una stagione in A1 alla Spezia dove aveva andato a segno circa 2,5 punti di media, precedenza diverse stagioni in A2 tra Cervia, Bologna e Ferrara. Tiri liberi con il 79%, 10,9 punti e 7,5 rimbalzi di media per lei, qui realizza con un 2 su 2 permettendo a Crema di impattare. Dall'altra parte Niola con il palleggio aperto, mano destra, trova una linea di penetrazione, non riesce però a concludere, cercava uno scarico non semplice all'indietro per Tomasovic, recupera Nori, prova a lanciarsi dall'altra parte Togliani, uno sguardo sul lato debole, in angolo c'era con il numero 11, provava quantomeno a farsi vedere Paola Caccialanza, poi non si completa questa giocata, un pizzico di imprecisione in questo caso non ha permesso a Crema di creare l'occasione per il sorpasso. Si rimane dunque con un punteggio piuttosto basso, 2-2, un canestro per parti, 2 punti di Crema, peraltro sono arrivati a gioco fermo. Ora Sorrentino in punta per Niola, poi Caldaro, finta di passaggio consegnato, poi arriva il consegnato per Niola, il giro sul perno contro Benic, gran canestro qui di caparbietà da parte di Rachele Niola che riporta avanti il Cus sul 4-2. Dicevamo in precedenza 6 vittorie e 2 sconfitte per Crema, che ha battuto con ampio margine Pordenone, poi successi anche su Castelnuovo Scrivia, Carugate, Udine, Albino e Marghera. In Sardegna invece la terza giornata, sconfitta sul campo del San Salvatore Selarus con il punteggio finale di 68-62. Crema da diversi anni, formazione molto ambiziosa, 2 anni fa secondo posto in regular season alle spalle di Broni, poi sconfitta in finale contro la Spezia. Lo scorso anno invece quarto posto finale in stagione regolare, poi eliminato il Sanga al primo turno, sconfitta invece in semifinale contro la Mattei Plast Bologna dell'oristanese Chiara Cadoni. Arrivato il sorpasso da parte di Crema sul 5-4, prova a rispondere il Cus chiamando lo schema a pugno da parte di Niola, che poi taglia dentro, non viene servita. Caldaro osserva la situazione, si propone Ridolfi, anche lei non può ricevere, buono qui l'alto basso, pescata Tomasovic nel pitturato. Ancora una buona esecuzione offensiva da parte del Cus, che riesce a ragionare nonostante sia priva quest'oggi del suo cervello, ovvero Chiara Rossi. Niola sta agendo bene fino a questo momento con buone letture in posizione di playmaker, ma assieme a lei dobbiamo dire anche le compagne. Intanto è già pronto un cambio per coach Federico Sciascia, che manda sul cubo con il numero 4 Lavinia Gaetani, giovane classe 2001 che ha avuto spesso e volentieri buon impatto nel corso di questa stagione. Qui esce proprio Niola che lascia spazio a Gaetani. 5 minuti 39 secondi per chiudere il primo quarto, ci stiamo avvicinando al primo mini intervallo, con la situazione che è di grande equilibrio. Rimessa dal fondo in favore del Cus Cagliari, con Caldaro a eseguire, Tomasovic in ricezione, si va in punta poi da Gaetani, l'uscita di Sorrentino, l'anticipo ottimo qui da parte di Caccialanza, che prova a lanciare il contropiede della compagna di squadra in maglia numero 7, si trattava di Alice Mandelli, che però non ha trovato l'appoggio vincente con la mano destra. Già dall'altra parte Sorrentino, in gran fiducia, è stata lei a realizzare il primo canestro di questa partita, qui segna con il fallo Eugenia Caldaro. Gran giocata da parte della giocatrice in canotta numero 8 del Cus, che tiene il contatto, manda a segno il canestro che permette al Cus di controsorpassare sul 6-5. Cambio anche per Crema, uscita Mandelli ed entrata in campo con il numero 8 Martina Capoferri. Libero aggiuntivo ora per Eugenia Caldaro, giocatrice che sta producendo dei numeri molto interessanti. Intanto tiri liberi con il 60% in stagione, 11,8 punti e 5,9 rimbalzi di media per lei, che arriva dall'esperienza di Vicenza. Realizzato anche il canestro corretto, ora il punteggio sul tabellone con il Cus Cagliari che è avanti sul 9-5. Inizio di partita
non semplicissimo per Crema, che fatica a trovare fluidità in zona d'attacco. Ora il pallone in gomito per Caldaro, letto bene dalla difesa, parte la transizione di Crema con il taglio sotto di Nori, appoggio facile per il -2, 9-7 quando siamo entrati nella seconda metà del primo quarto. Qualche palla persa di troppo, dicevamo, per la squadra bianco-blu. Coach Schweitzer osserva la difesa delle sue ragazze in piedi in panchina. Sorrentino per Gaetani, taglia dentro Caldaro che cercava il gioco a 2 con Ridolfi. Tomasovic con una tripla senza gran ritmo, errore, poi rimbalzo conquistato da Caccialanza. Benic in ritmo per la tripla, se la prende senza esitare e riesce a mandare a segno il canestro che permette a Crema di sorpassare ancora. Vantaggio Tekmar sul 10-9 e mini parziale di 5-0 per le ospiti. Sono già pronti altri 2 cambi, sta per rientrare, se non vediamo male, Niola per il Cus. Dall'altra parte c'è invece Norma Rizzi che sta per fare il suo primo ingresso sul parquet. Uscirà Togliani per Crema e uscirà invece Gaetani per il Cus, almeno questa sembra l'indicazione, anzi esce Ridolfi per le cagliaritane. Rimessa dal fondo, Caldaro sul pallone, esce Tomasovic, la finta contro Benic, pallone che circola oltre l'arco. Niola per Tomasovic, guarda ancora il canestro, mette palla per terra contro Benic, brava però a rubarle palla. Poi sul pallone vagante Niola cerca la penetrazione, scarico per Tomasovic, ancora palla per terra contro Benic, tiro dalla media distanza corto da parte di Caldaro. Sul rimbalzo si avventa poi più in alto di tutti Alice Nori e cerca di mettere calma ora nell'attacco di Crema Norma Rizzi. Il blocco alto da parte di Benic, ora mismatch con Gaetani, preferisce cedere il pallone. In punta l'accoppiamento tra Nori e Tomasovic, tiro da 3 punti ora, chiedo scusa, per Capoferri che scheggia però il primo ferro. Ora Gaetani per Niola, Sorrentino, poi l'uscita dall'altra parte per Gaetani, dietro la schiena Sorrentino, cerca lo spazio per il tiro anche con un buon passo d'incrocio. C'è il fallo speso in questo caso da Caccialanza, che commette l'errore di andare a cercare il pallone. Esce Benic intanto e fa il suo primo ingresso sul parquet Parmesani con la canotta numero 12. Due liberi, dicevamo, per Giulia Sorrentino, classe 98, giovanissima ma già con esperienza in A1. Tra Napoli e Chieti e numerose chiamate nelle varie rappresentative nazionali. 22 punti ad Albino, 10,6 di media con 2,4 rimbalzi. Assegnato dalla lunetta per il nuovo vantaggio Cuscaglieri sull'11-10. Mentre lavora dal palleggio Norma Rizzi. Fa vedere Capoferri, il post basso poi di Nori che è accoppiata con Tomasovic, il tiro cadendo all'indietro, mano molto educata quella di Nori. Assegno per il 12-11, nuovo vantaggio Crema, 2,45 per chiudere il primo quarto. Il lavoro dal palleggio di Niola, come sempre molto rapida, lo scarico fuori poi per Caldaro. Ora chiamata in causa Gaetani che vuole il centro dell'area con grande convinzione, manca però l'appoggio vincente a canestro. Riparte Parmesani, Caccialanza in angolo con un numero contro Sorrentino, sbaglia però anche lei l'appoggio a canestro. Corre Sorrentino dall'altra parte, chiamata in causa Gaetani, il pallone alzato sotto per Caldaro. Parmesani va per la stoppata, induce quantomeno all'errore la giocatrice avversaria pur non trovando il pallone. Tomasovic tiene vivo, ripropone poi per Niola, c'era Eugenia Caldaro che provava a prendere posizione profonda. Ora un piccolo malinteso tra i due direttori di gara che assegnano il possesso al Cuscagliari. Esce intanto Caccialanza ed entra in campo nuovamente Togliani per Crema con coach Schweitzer che sta dando fondo alla propria panchina. Tanti cambi per cercare di mantenere alto il ritmo in questa fase della partita. Rimessa dal fondo per il Cuscagliari con Niola pronta a eseguire.
Gaetani va a bloccare per l'uscita di Ridolfi, in ritmo per il tiro da 3, primo ferro, poi la lotta a rimbalzo premia Crema con Togliani. Ancora Togliani, chiamato lo schema nell'attacco lombardo, dietro la schiena, lavora sul blocco di Noli, il pick and roll tra le due con Nori che riceve sotto canestro, cerca poi di imbeccare Parmesani, azione che sfuma per Crema. Allora Niola contro Capoferri, preferisce tornare fuori per Gaetani. Caldaro si avvicina e riceve Sorrentino, si lavora con un gioco di blocchi per liberare Caldaro, che però non può ricevere. Allora 4 secondi per il tiro del Cus Cagliari, Sorrentino deve fare tutto da sola, cerca una soluzione abbastanza difficile, non trova né il canestro né il fallo. Allora transizione ottimamente eseguita da Crema, tiro da 3 punti a segno dall'angolo per Norma Rizzi. Attenzione a Crema sul +4, 15-11 il punteggio e il massimo vantaggio nella partita per la Tecmar. 1 minuto 5 secondi per chiudere il secondo quarto. Ancora un cambio per la Tecmar con l'uscita di Togliani e il ritorno in campo di Alice Mandelli. 2 liberi per Niola, 3,5 punti e 5 rimbalzi di media per lei in questa stagione, tiri liberi con il 60%. Lo scorso anno il Cus grande rendimento e anche cifre molto interessanti, vanta al proprio attivo anche un'esperienza lontano dalla Sardegna in quel di Vigarano. Qui fa 1 su 2 dalla lunetta, accorcia il Cus ma di una sola lunghezza. 15-12 il punteggio, il lavoro dal palleggio da parte di Norma Rizzi, poi sul perimetro Mandelli cerca una soluzione, il blocco di Nori, Mandelli cerca di andare fino in fondo, riapre ancora molto bene per la tripla, segno la seconda consecutiva da parte di Norma Rizzi. Ottime percentuali in questa fase conclusiva del primo quarto per Crema, avanti nuovamente anzi per la prima volta nella partita sul +6, 18-12 il punteggio, 33 secondi per chiudere il primo quarto. Qui pescato il taglio da parte di Ridolfi, l'ultima a toccare è stata Mandelli, in questo caso rimesso dal fondo per la squadra di casa, che ha avuto dei buoni rush all'interno di questo primo quarto, portandosi anche sul +4, 9-5. Poi ha accusato qualche palla persa di troppo, sfruttata ottimamente da Crema con dei tiri ad alta percentuale creati in situazioni di transizione. 24 secondi alla prima sirena. Qui il fallo è stato speso da Rizzi su iniziativa dal palleggio da parte di Lavinia Gaetani. Dunque la giovane classe 2001 del Cus Cagliari è pronta per 2 tiri liberi. Il primo è sbagliato da parte di Gaetani e dunque non riesce ad accorciare il Cus. Gaetani che si è segnalata all'attenzione degli osservatori con dei minutaggi abbastanza importanti nel corso delle partite precedenti, ha sfruttato a dovere lo spazio che le è stato concesso, soprattutto per l'assenza in regia in alcune partite da parte di Chiara Rossi. Dal palleggio ora Rizzi cerca di andare dentro in penetrazione, Sorrentino recupera, allora c'è spazio per l'ultimo tiro da parte del Cus, 3 secondi, si deve affrettare Sorrentino, Niola prende il tiro che scavalca però il ferro. Allora dopo i primi 10 minuti di gioco al Palacus di Cagliari, la Tecmar Crema è avanti sulla squadra di casa con il punteggio di 18-13. Ora una pausa per noi, poi torniamo sempre in diretta da Cagliari. Riprende il gioco al Palacus, Niola, Gaetani, Sorrentino, Ridolfi e Caldaro per il Cus, che ha già perso il possesso del pallone. Dall'altra parte Crema che risponde con Rizzi, Capoferri, Mandelli. Intanto grande anticipo da parte di Niola che gira poi sul perno, tiro in reverse sbagliato, rimbalzo per Parmesani che completa il quintetto di Crema per questo secondo quarto assieme a Tina Benic. Punteggio, come detto, che vede avanti la Tecmar sul +5, 18-13. È già pronto il ritorno in campo da parte di Natasha Tomasovic che rileva
Lavinia Gaetani. Rimessa dal fondo eseguita da Crema, ora con Rizzi che porta il pallone in zona offensiva e va a chiamare lo schema. L'uscita dei blocchi da parte di Capoferri, che poi dà un'occhiata al post basso di Benic, lavora Benic contro la sua avversaria, in questo caso si trattava di Eugenia Caldaro, sfrutta bene il fisico l'ex giocatrice proprio del CUS per il +7. 20-13 il punteggio. La palla dentro qui per Tomasovic nell'accoppiamento con Rizzi, gran finta da parte di Tomasovic, sbaglia l'appoggio a canestro con la mano mancina. C'era però, a giudizio del direttore di gara, la spinta alle spalle di Natasha Tomasovic, che potrà comunque beneficiare di 2 tiri liberi. Intanto c'è un richiamo per l'assistente di coach Diego Sguaizer. Si tratta di Paolo Maccarana. Facce perplesse nella panchina cremasca, mentre Tomasovic è pronta per l'esecuzione dalla lunetta, alla grande nazionalità bosniaca con passaporto croato e classe 93 anche lei. Nell'ultima annata 25 gare per lei, 16,7 punti di media, 4 assist e 7 rimbalzi nel campionato bosniaco, cifre di tutto rispetto. Intanto esce fuori bene da una situazione intricata Crema, qui Mandelli non trova lo spazio per la penetrazione contro Sorrentino, 5 lunghezze di vantaggio per chi attacca, tripla per Mandelli, anche questa a segno, terza tripla consecutiva realizzata da Crema, che dunque in questa fase della partita sta bucando la retina con buona continuità. Vantaggio sul +8 ora per le ospiti, 23-15 il punteggio, mentre Ridolfi lavora dal palleggio, si avvicina e riceve Niola, che usufruisce poi del blocco portatole da Ridolfi, il taglio dentro di Caldaro, anticipata, e l'arbitro che assegna la rimessa a Crema, ma prima della rimessa ci sarà un time out chiamato dalla panchina della Tecmar e dunque interruzione della partita. 8 minuti 29 secondi allo scadere del primo tempo, vantaggio Crema sul 23-15 sul CUS Cagliari. La società Bartoli Fisiredi, con sede a Decimo Mannu, lungo la strada statale 130 al chilometro 14,300, esegue demolizioni industriali, recupero e trasporto materiali ferrosi e non, ritiro materie plastiche riciclabili e non riciclabili e servizio di pressatura. Per prenotare il ritiro dei tuoi materiali, chiama i numeri 340 10 29 181 oppure 346 86 34 752. Bartoli Fisiredi sostiene lo sport. Rimessa dal fondo per il CUS Cagliari, il gioco che riprende. Caldaro prende il tiro quando mancavano 4 secondi allo scadere dei 24, errore per lei, riparte Crema che può gestire questo nuovo massimo vantaggio all'interno della partita sul +8. Rizzi per l'uscita di Capoferri, un'occhiata dentro per Benic, subito raddoppiata, il passaggio intelligente lungo la linea di fondo e poi un altro tiro dall'angolo, stavolta sbagliato da Rizzi, tiene vivo però Mandelli a rimbalzo che riapre per Benic, si sente in ritmo per il tiro da 3 punti, stavolta però c'è un errore, allora Tomasovic conquista il rimbalzo per il CUS Cagliari, chiamato lo schema da Niola. Tomasovic con il pallone in punta, attende l'uscita dei blocchi da parte di Sorrentino che accenna al backdoor, poi vuole mettere palla per terra nell'accoppiamento con Rizzi, cambio difensivo accettato da Benic, Tomasovic riapre per Ridolfi, circolazione perimetrale ora buona da parte del CUS, deve arrivare però il tiro a prenderselo è Niola, a segno, gran costruzione offensiva e buona uscita dal timeout allora per il CUS, per la soddisfazione di coach Federico Sciascia, corcia sul -5, la compagine rossoblù che ora propone una difesa a zona 1-3-1 se non vediamo male, il suggerimento in angolo per Benic, un altro anticipo stavolta per Sorrentino, il tiro da sotto, il fallo poi speso da Mandelli, 2 liberi per Giulia Sorrentino, sembra aver girato qualche vite difensiva il CUS Cagliari con questo adeguamento difensivo allora che costringe la panchina di Crema a chiamare un time out per cercare un po' di sistemare le cose. 7 minuti 15 secondi per la conclusione del secondo quarto, Crema è sempre avanti
ma di 5 lunghezze in questo caso. 23-18 il punteggio. 2 tiri liberi per Sorrentino, il primo è sbagliato da parte della giocatrice in canotta numero 6. Come detto, già delle esperienze in A1 per lei tra Napoli e Chieti, ha iniziato il proprio percorso a Schio, problemi per lei inizio stagione a causa di un'operazione alla mandibola, è tornata a farsi vedere su questo campo contro Alpo, una partita così di passaggio possiamo definirla, poi la gran prova in quel di Albino con 22 punti personali a segno. Dall'altra parte si guadagna lavorando bene col piede perno, 2 tiri liberi Alice Nori, la pivot di Crema, mentre c'è un nuovo cambio con Gaetani che è pronta a tornare tra le protagoniste. Abbassa il quintetto coach Federico Sciascia, senza Tomasovic. Caldaro agisce da 5, Ridolfi da 4. Intanto Nori realizza il primo tiro a cronometro fermo, 24-18 il vantaggio per la Tecmar. Anche il secondo va a segno, messo dal fondo con Crema che accenna per un istante ad allungare la difesa. Niola è già dall'altra parte, il servizio oltre l'arco per Ridolfi, si apre Sorrentino, guarda il canestro, preferisce poi la penetrazione con la mano destra, tiene bene il contatto ma poi sbaglia. Allora Mandelli in contropiede può andare a servire Capitan Caccialanza, il taglio dentro di Benic, lo scarico dietro per Nori, cerca ancora una volta di lavorare con il fisico, c'è il fallo sul primo passo da parte della giocatrice in canotta numero 4, che dunque va a guadagnarsi una rimessa dal fondo. 6 minuti e 38 secondi dal termine del secondo quarto. La rimessa eseguita in direzione di Caccialanza, poi Rizzi in punta, fa circolare per Mandelli, si apre Benic, provazione perimetrale che prosegue per Crema che cerca con pazienza un varco nella difesa del CUS. Qui è sbagliata la misura del passaggio, la può ripartire Gaetani. Sorrentino, ora sì Caldaro con l'end-off per Gaetani, il gioco a 2 con Ridolfi che però non può ricevere. Allora Caldaro fa tutto da sola, altro passo di incrocio interessante, gran canestro con la mano mancina per Eugenia Caldaro, accorcia sul -5 il CUS Cagliari, 25-20 il punteggio. Ancora difesa a zona per la squadra cagliaritana, vedremo come andrà a destreggiarsi Crema che in tra la fine del primo quarto e l'inizio del secondo ha tirato con percentuali davvero alte da 3 punti. Forse il tiro da 3 punti può essere la chiave per avere la meglio della difesa a zona di coach Federico Sciascia. Gaetani dal palleggio con la mano mancina, Caldaro ha spazio per il comodo tiro dall'angolo ma sbaglia, in questo caso era stata persa per un istante la marcatura da parte di Crema. Allora Rizzi può riniziare, 5-28 per andare al riposo lungo. Ora in punta c'è Mandelli, Benic, poi Caccialanza. Nori vuole il servizio in angolo per Rizzi che prende il centro dell'area, riapre per Mandelli, extra pass, tripla per Mandelli a segno. Grandi circolazioni d'attacco per Crema, complimenti allora alle ragazze di coach Sguaizer che si riportano sul +8, pareggiando dunque il massimo vantaggio nella partita già toccato in precedenza. Gioco a 2 tra Caldaro e Gaetani che però non trova una felice conclusione. Dall'altra parte c'è per Crema con il numero 7 sempre Alice Mandelli, Rizzi per Caccialanza, in gomito Benic, poi palla dentro per Nori che prova ad attaccare Caldaro, ribalta molto bene il lato per la tripla a segno di Paola Caccialanza. Crema in vantaggio di 11 lunghezze e Crema che sta veramente attaccando da manuale in questa fase della partita contro la difesa a zona del CUS Cagliari. Si ragiona, palla dentro, palla fuori, sul lato debole le tiratrici. Caccialanza in questo caso, arriva il pallone con un passaggio di alta qualità anche il tiro di Caccialanza. Dall'altra parte si punta un po' più sul talento individuale in questa fase, con 2 punti qui trovati con caparbietà e con volontà da parte di Giulia Sorrentino che tiene in qualche modo in linea di galleggiamento il CUS Cagliari sul -9, 31-22 il punteggio. In gomito Benic, alto basso per Nori, Sorrentino arriva con un pizzico di ritardo, c'è il tocco
sulle braccia della giocatrice avversaria. Allora 2 tiri liberi, mentre torna Tomasovic, esce Ridolfi, c'è l'ingresso in campo con la canotta numero 11 del CUS Cagliari, anche di Carlotta Zucca, tra le giovanissime di coach Federico Sciascia, che ora ha un colloquio abbastanza acceso in panchina con Giulia Ridolfi. 2 liberi per Alice Nori. Abbiamo già parlato del suo percorso cestistico, ripetiamo le sue statistiche nel corso di quest'annata: 10,9 punti e 7,5 rimbalzi di media. Qui sbaglia il primo libero, rimane sulle 9 lunghezze. Il vantaggio di Crema ora, in virtù di questo secondo libero realizzato, arriva il rotondo più 10, 32-22, 3 minuti e 50 per chiudere il secondo quarto. Esce Caldaro e c'è dunque l'ingresso in campo da parte di Zucca. Sorrentino dal palleggio con la mano sinistra, va in mezzo alle gambe, l'uso del braccio esterno, poi questo passaggio di riapertura letto bene da Parmesani, va a chiudere il contropiede, a realizzare il canestro del nuovo massimo vantaggio Tecmar sul più 12, 34-22. Difesa allungata ora per mettere in difficoltà Niola, riesce comunque ad arrivare in zona offensiva e offrire il pallone per Gaetani. La circolazione che prosegue con Zucca e poi Niola in punta. Tomasovic che cercava di ricevere questo passaggio lob un po' troppo lungo, e allora palla persa dal CUS. Ha perso decisamente convinzione, direi fluidità e anche continuità in zona d'attacco la squadra cagliaritana. Coach Federico Sciascia prova a porre rimedio a 3 minuti e 15 secondi dal termine del secondo quarto sulla situazione di punteggio che vede Crema avanti sul 34-22. Va a chiamare time out. Rimessa dal fondo eseguita da Crema, come detto 3 minuti e spiccioli da giocare nel corso del secondo quarto. Inerzia totalmente in mano alla Tecmar, che ha saputo attaccare con grandi percentuali la difesa a zona proposta da coach Federico Sciascia per provare un pochino a scardinare questa partita. Ora il pallone, dopo una fase confusa, arriva a Sorrentino. C'era il fallo sul tentativo di penetrazione da parte della giocatrice in canotta numero 6. Mentre è pronta a tornare in campo Alice Mandelli per Crema, esce con il numero 11 Caccialanza, importante nell'attacco alla zona, ci ha messo delle triple davvero pesanti per scavare questo solco. Doppio cambio ora in casa CUS con l'uscita di Zucca e Gaetani, l'ingresso in campo da parte di Ridolfi e di Caldaro. Palla subito sotto per Ridolfi, il giro sul perno, il tentativo con la mano destra, arriva il fallo che permetterà a Ridolfi di andare in lunetta con 2 tiri liberi. Giulia Ridolfi, classe 94, sta andando a segno con 7,9 punti, qui aggiunge anche 5,4 rimbalzi di media. La sua prima stagione al CUS Cagliari, ha militato precedenze in Sardegna, come ben saprete, anche nelle fila di San Salvatore Selargius e Virtus Cagliari. Anche lei importante nella vittoria di Albino, ci ha messo 14 punti. Qui sbaglia la prima conclusione a cronometro fermo, sbaglia anche la seconda. Sarebbero stati punti importanti per il morale del CUS, che cerca in qualche modo di reagire, di ricucire questo strappo prima della conclusione del primo tempo. Ora il pallone in gomito ancora per Parmesani, palla dentro per Nori, attaccata, sputa fuori ancora per Mandelli, tentativo di penetrazione, gran taglio lungo la linea di fondo per Parmesani, che segna in reverse il canestro del 36-22, più 14 Crema, e Crema che continua ad attaccare veramente alla grande con letture sempre puntuali e precise contro la difesa. Continua a essere a zona da parte del CUS Cagliari. Rimessa dal fondo ora per Niola, 16 secondi per trovare un tiro in casa CUS Cagliari, 2:19 invece per andare al riposo lungo. Niola con la rimessa, prova a smarcarsi Tomasovic, c'è Ridolfi che si fa vedere fuori, Tomasovic con il consegnato poi per Rachele Niola, il pick and roll tra le due. Tomasovic vuole ricevere nel pitturato, qui sbaglia il tiro in avvicinamento a canestro, palla in angolo ora per Capoferri, tentativo di penetrazione, la stoppata da parte di Niola, poi è Caldaro che corre in contropiede solitaria, ci mette una mano Mandelli,
e il Cus che può ottenere quantomeno una rimessa dal fondo. Niola apre per Tomasovic, la difesa di Nori che interviene con un piede secondo la lettura arbitrale. Allora palla consegnata ancora una volta al Cus Cagliari. 1 minuto 52 secondi per chiudere il secondo quarto. Inerzia che continua a essere nelle mani di Crema, avanti di 14 lunghezze sul 36-22. Riceve Rachele Niola, si fa vedere poi Ridolfi, si palleggia su un piede, sfortunata in questo caso, poi si getta a caccia del pallone contro due avversari, chiamata di palla contesa. E la regola del possesso alternato che assegna la palla dunque alla Tecmar Crema. Altro time out in campo a 1 minuto e 44 secondi dal termine del secondo quarto, sempre più 14 dunque per la Tecmar. 36-22 il punteggio. Studio Casa è un'impresa edile specializzata in ristrutturazioni e costruzioni secondo le più accurate e innovative metodologie. Con oltre 500 lavori eseguiti, l'azienda si colloca come leader nel panorama regionale, offrendo un'assistenza alla clientela dalla fase di progettazione e di sbrigo pratiche a quella della scelta dei materiali e della realizzazione delle opere. Forniture dirette dalle fabbriche, lavori in tempi certi con la massima qualità, certificazioni di legge e agevolazioni fiscali. Studio Casa, un unico interlocutore, un'unica garanzia, una scelta sicura. Rimessa da zona difensiva eseguita per Crema con Rizzi che chiama lo schema. L'uscita da parte di Parmesani, il consegnato poi per Capoferri che lavora sul blocco di Nori. L'uscita di Mandelli, tiro da 3 punti in ritmo, stavolta c'è solamente il secondo ferro. A rimbalzo però l'ottimo lavoro da parte di Nori che favorisce ancora l'iniziativa di Parmesani. Dall'altra parte per Capoferri il tentativo difensivo di Ridolfi, il tiro in corsa tentato qui da Capoferri, l'intervento falloso da parte di Giulia Ridolfi. Ci saranno allora 2 tiri liberi per Capoferri, guardia del 1991, 2 anni fa esperienza per lei a Vigarano in Serie A1, tra le migliori realizzatrici di squadra, 12,6 punti, 3,6 rimbalzi di media in questo 2017-2018 per lei. 37-22, ancora un altro punticino in più, ora sono 2 per Crema sul 38-22, 1-15 per andare all'intervallo. Lavora dal palleggio Sorrentino, ora chiamato ad agire in posizione di playmaker. Taglio di Tomasovic, in punta c'è Ridolfi, sul perimetro si fa vedere, riceve Niola, in angolo poi Sorrentino, palla in mezzo alle gambe contro Mandelli, fuori per Tomasovic, vuole attaccare Parmesani, step back e tiro dalla media distanza molto corto, rimbalzo per Rizzi che prova a correre in transizione, ancora Rizzi che vede un corridoio di penetrazione, l'hesitation e altri 2 punti di ottima fattura qui per la Tecmar, avanti di 18 ora sul 40-22. Ridolfi prova a rispondere, ci riesce con il pallone che si arrampica prima sul tabellone e poi sul ferro ed entra. 40-24. Crema che attacca con 16 lunghezze di vantaggio, 27 secondi al termine del secondo quarto. Dal palleggio Mandelli lavora sul blocco di Parmesani, blocco però irregolare da parte della giocatrice in canotta numero 12 che evidentemente secondo la lettura delle giacchette grigie non aveva posizione totalmente regolare al momento appunto di portare il blocco. Rimessa da zona difensiva per il Cus già eseguita, Sorrentino con il consegnato per Niola, porta palla in zona d'attacco Niola, poi si appoggia in direzione di Caldaro che attende l'uscita di Ridolfi, non riceve Ridolfi, riceve invece Tomasovic il pallone ora all'interno dell'area dei 3 secondi per Ridolfi, canestro che
probabilmente non è stato convalidato, c'era stato il fischio arbitrale. Il pallone che viene assegnato a Crema che ha già pronto tra l'altro un cambio con il ritorno in campo da parte di Paola Caccialanza e l'uscita di Capoferri, che lamenta fallo in attacco in precedenza da parte delle cagliaritane. Allora c'è stato il fischio di fallo in attacco in precedenza, Capoferri si è fatta male ma non sembra avere particolari problemi. È arrivato anche il canestro allo scadere del cronometro del secondo quarto, dunque Crema che ritocca ancora una volta il vantaggio ormai davvero molto ampio sul 42-26. Gran primo tempo da parte delle ragazze di coach Diego Schweitzer. Dall'altra parte invece il Cus Cagliari, dopo un inizio combattivo, ha perso inevitabilmente fiducia, sembra un po' uscito dalla partita. Vedremo se le padrone di casa avranno l'energia, la forza per riuscire a rimettere in piedi questa partita. Per questo collegamento è tutto, noi ci prendiamo una piccola pausa, poi torniamo pronti a raccontarvi il secondo tempo di questa sfida. Siamo tornati in collegamento diretto con il Palacus di Cagliari, dove sta per avere inizio il secondo tempo della sfida valida per la 9ª giornata del campionato di Serie A2 femminile di basket tra Cus Cagliari e Tecmar Crema. Al momento il vantaggio è la formazione ospite con il punteggio abbastanza ampio di 42-26. Crema che si sta imponendo con autorità qui a Cagliari in virtù soprattutto di una prestazione offensiva davvero eccellente. Uno sguardo alle statistiche dei primi 2 quarti di gioco. Crema trascinata dagli 11 punti di Alice Nori, sono 8 per Rizzi e 6 per Mandelli. Dall'altra parte il Cus ancora con nessuna giocatrice in doppia cifra, 6 punti per Niola, 6 anche per Sorrentino, 5 invece per Caldaro. Da 3 punti 7 su 12 per Crema, direi che questa è la statistica, 58% tra l'altro. Questa direi che è la statistica che può in qualche modo esemplificare tutto ciò che è successo nel corso della prima metà di gara, ma queste 7 triple sono state tutte realizzate al termine di circolazioni offensive davvero di altissima qualità contro il Cus, che per larghi frangenti del primo tempo ha proposto una difesa a zona anche abbastanza aggressiva, attaccata però davvero in maniera ottimale da parte di Crema, che è meritatamente avanti. Ora vediamo conto anche dei quintetti in campo per questo terzo quarto. Il Cus che ora va a recuperare il pallone, si schiera con Ridolfi, Sorrentino, Tomasovic, Caldaro e Niola. Crema invece risponde con Caccialanza, Nori, Mandelli, Benic e poi con il numero 17 c'è Norma Rizzi. Quindi iniziativa di Tomasovic, ancora palla per terra contro Benic, il pallone che poi arriva in qualche modo dalle parti di Caldaro, l'errore con il tiro dalla media distanza, il pallone recuperato poi da Alice Nori. Corre dall'altra parte Crema con Benic che si sente in ritmo per il tiro da 3 punti ma lo sbaglia, rimbalzo quasi di rabbia da parte di Ridolfi. Cus senza Chiara Rossi, senza Madeddu e senza anche Valentina Zucca in questa partita, cercando in qualche modo di impensierire Crema, che però gioca per un altro campionato, gioca per le posizioni di vertice, gioca per riuscire a guadagnare uno storico approdo in Serie A1. Dopo alcuni tentativi sono andati a buon fine, abbiamo già raccontato nel corso della telecronaca del primo tempo quante volte Crema abbia sfiorato l'approdo alla massima serie nazionale. 7:35 per la conclusione del terzo quarto di gioco, rimessa in attacco per Crema con la ricezione da parte di Caccialanza, palla per terra contro Sorrentino, palleggio, arresto e tiro a segno ancora per Caccialanza, che trova così l'8º punto della sua partita. 7 minuti 20 secondi per concludere allora il terzo quarto, è sempre più partita nelle mani della Tecmar. Ora Sorrentino cerca una penetrazione contro la difesa da parte di Caccialanza, che va a spendere il fallo personale. Già pronto il cambio con Capoferri che ritrova il parquet, esce proprio Caccialanza che è andata in precedenza a spendere il terzo fallo della sua partita. Coach Schweitzer chiede a lei delle spiegazioni in panchina, le chiede per quale motivo è andata
ad abbassare le braccia dopo aver tenuto la penetrazione dell'avversaria con lo scivolamento difensivo. Intanto Sorrentino realizza il primo libero a sua disposizione. Cus sul meno 15, 29-14, sbagliato il secondo da parte di Sorrentino, fischio arbitrale lontano dalla palla che verrà assegnata a Crema, che dunque può impiegare questi 2 quarti conclusivi per cercare di amministrare il bottino guadagnato con un gran primo tempo. Rimessa in gioco per Crema ora con Rizzi, che va a chiamare lo schema, presa in consegna da Ridolfi, l'uscita di Benic che tiene a distanza di sicurezza Caldaro, poi chiamato in causa Mandelli, il cambio difensivo con Niola, si propone in post medio Nori, ne viene negata però la ricezione, allora fa tutto da sola Capoferri, trova una buona linea di penetrazione, arriva il fallo speso dalla difesa e dunque 2 liberi anche per Martina Capoferri. Abbiamo già raccontato della sua parentesi a Vigarano in Serie A1, in precedenza aveva giocato ancora a Crema, qui va a segno con il primo tiro libero. 45-29, ancora una chance a cronometro fermo per Martina Capoferri, realizza anche questo. Rimessa dal fondo eseguita da Tomasovic, che Leniola dal palleggio contro la difesa di Norma Rizzi, si libera del pallone, lo porge a Caldaro, tiro in uscita dai blocchi sbagliato da parte di Giulia Ridolfi. Ora Mandelli con la mano destra, ancora lo schema chiamato da parte di Norma Rizzi. Benic si fa vedere per la ricezione, il consegnato poi per Mandelli cerca una soluzione verso il centro dell'area, trova ora l'indirizzo di Nori con la collaborazione poi di Capoferri, il tiro di Nori che però viene rifiutato dal ferro. Tomasovic per Niola, rischia anche l'infrazione di campo il Cus in questa fase, poi Caldaro con un passaggio di riapertura per Ridolfi che arriva in qualche modo, Sorrentino per Tomasovic, palla per terra, rischia lo sfondamento che arriva anche in maniera direi abbastanza evidente con la giocatrice bosniaca di passaporto croato che non riesce a controllare la posizione del corpo dopo lo scarico eseguito, e allora cambio per il Cus Cagliari con l'uscita di Ridolfi e il ritorno in campo di Lavinia Gaetani. 6 minuti esatti per la conclusione del terzo quarto. Crema conduce ancora saldamente sul 46-29, dunque più 17 per la squadra allenata da Diego Sguaizer. Riceve Tina Benic in punta. Benic a 7,8 punti e 4,5 rimbalzi di media nella sua stagione in A1 qui a Cagliari con il Cus. Qui prende la linea di fondo, dietro la schiena, poi alla grande contro Tomasovic, le manca solamente l'appoggio vincente a canestro. Recupera poi Gaetani sempre per la compagine cussina. Schema 5 per le universitarie, ora con la finta, l'hesitation di Lavinia Gaetani, non trova però lo spazio per penetrare contro Mandelli. Qui va a cercare palla Rizzi contro invece Niola, si prende un tiro difficile che viene sbagliato da parte della giocatrice ex Antonianum tra le altre. Poi il pallone sotto ancora per Nori, brava a farsi largo con l'uso del fisico, canestro con fallo per Alice Nori, sempre più MVP di questa partita. Cambia intanto con l'uscita di Benic, l'ingresso in campo di Parmesani. Diamo uno sguardo anche ai più recenti precedenti tra queste due formazioni. Lo scorso anno ampia vittoria di Crema su questo campo, il punteggio finale di 85-53, furono 20 i punti di Parmesani, appunto appena rientrata in campo, 19 invece per Jeva Weinberga, la straniera lo scorso anno del basket team Crema. Dall'altra parte non bastarono gli 11 di Alesiani di Bungaite. A Crema ancora affermazione delle lombarde per 55-41 con 15 punti di Weinberg e 14 per Norma Rizzi. Dall'altra parte invece ci furono i 12 di Elena Riccardi. 4:43 per la conclusione del cronometro del terzo quarto, vantaggio di 20 lunghezze ora per Crema sul 49-29. Rimessa dal fondo che verrà eseguita tra qualche istante da parte di Alice Mandelli. Prima però c'è un altro cambio in casa universitaria con il primo ingresso in partita di un'altra giocatrice del settore giovanile, Francesca Caddeo.
è uscita Giulia Sorrentino, cerca di trovare energie anche in fondo alla propria panchina, coach Federico Sciascia, mentre Rizzi va a servire Capoferri. Nori nell'accoppiamento con Tomasovic prova a tagliare e può anche ricevere in questo caso Mandelli, fermata in maniera regolare a giudizio del direttore di gara. Poi il fallo speso proprio sulla nuova entrata Francesca Caddeo, che cercava in qualche modo di condurre la transizione del CUS. Qui c'è il rimbrotto ai danni di Mandelli, rea evidentemente di aver protestato con parole un po' troppo forti all'indirizzo del direttore di gara. Probabilmente non aveva tutti i torti in precedenza, che andava per il tiro da sotto canestro, è stata fermata. Gli arbitri hanno visto esclusivamente un tocco sul pallone. Ora il conciliabolo tra il direttore di gara e gli ufficiali di campo, rimessa dal fondo per Miola e rischia subito la persa il CUS. Poi con la lotta a terra Tomasovic va a contendere il pallone a Norma Rizzi. Quattro minuti 19 secondi per concludere il terzo quarto, partita saldamente nelle mani di Crema, come vi abbiamo raccontato in varie occasioni. C'è stato un inizio punto a punto nel corso di questa sfida, lo raccontiamo anche a beneficio di coloro i quali si fossero collegati soltanto da poco sui nostri schermi. Inizio punto a punto, poi a partire dal secondo quarto Crema è scappata via. Il CUS che pian piano ha perso anche fiducia, CUS con assenze importanti, soprattutto quella di Rossi questo pomeriggio, e Crema che già in partenza è squadra di caratura e più importante, costruita per obiettivi importanti. L'obiettivo del CUS è quello di ottenere invece una salvezza il più possibile tranquilla. Crema piena zona playoff con 12 punti, CUS penultimo con 4. Qui un altro potenziale gioco da 3 punti intanto per Alice Nori, che continua a dominare là vicino a canestro. È difficile contenere non solo la sua forza fisica ma anche la sua aggressività, direi, là sotto. Tomasovic abbastanza in difficoltà questo pomeriggio. 51-29 la partita, ormai sembra incanalata definitivamente sui binari della Tecmar. Nori intanto completa il gioco da 3 punti e va a lasciare il campo. Rientra Benic, rientra con il numero 6 anche Giulia Togliani. Per Crema è uscita Norma Rizzi, torna Ridolfi, esce Tomasovic invece in casa CUS Cagliari. Ridolfi esegue la rimessa per Gaetani, dunque altri minuti preziosi per mettersi in mostra. Classe 2001 Lavinia Gaetani, che ha spesso e volentieri ben impressionato. Qui il taglio interessante, backdoor da parte di Caddeo, non viene servita, Ridolfi fa tutto da sola, sbaglia, poi Gaetani che prova a lottare sul rimbalzo, non arriva sul pallone. Transizione per Crema, palla ribaltata per Capoferri, poi sotto da Parmesani, recupera in tempo utile qui la posizione difensiva. Giulia Ridolfi riesce a deviare il pallone, che verrà dunque rimesso in gioco dalla linea di fondo per Crema. 3:18 per la conclusione del terzo quarto di gioco, 52-29 in favore di chi attacca del basket team Crema. Benic in angolo, da un'occhiata fuori per Togliani, che riceve ora il pallone. L'uscita di Capoferri dalla parte opposta, il tiro da 3 punti in ritmo primo ferro, buona però l'uscita dai blocchi e il posizionamento dei piedi, in questo caso da parte di Capoferri. Miola qui pasticcia e regala ancora un possesso a Crema. Sta per arrivare intanto il primo ingresso in partita da parte di Greta Visigalli, playmaker classe 1999, questa è la sua quarta presenza stagionale. 3 minuti 1 secondo per l'ultimo mini intervallo di una sfida che sembra già abbondantemente decisa. Benic, il consegnato per Togliani, lavora sul blocco della croata, cerca di prendere la linea di fondo, poi indietreggia, il cambio difensivo accettato da Caldaro. Ora c'è Gaetani su Benic,
circolazione perimetrale, Capoferri con un primo passo ancora molto aggressivo, manda su il tiro ma sbaglia, a rimbalzo tiene vivo Parmesani, ancora Togliani che apre poi per Visigali, il passaggio murato, ancora Parmesani che può ribaltare per Capoferri, in ritmo per il tiro da 3 punti qui lungo da parte della giocatrice in canotta numero 8, recupera il rimbalzo Niola che può dunque condurre le operazioni dall'altra parte. Ridolfi per l'uscita di Caldaro, 2 minuti e 20 per la penultima sirena di questa partita. Gaetani con il palleggio aperto, va fuori per Niola, poi palla dentro per Caldaro, passo d'incrocio contro la buona difesa da parte di Visigali. In questo caso Crema recupera il pallone, lancia proprio Visigali che cede all'indirizzo di Benic. Ora ha ragione giustamente Togliani, schema testa nell'attacco della Tekmar. Benic sale altissima per bloccare, lo scarico sotto per Parmesani. Benic offre il pallone poi a Capoferri, altra iniziativa personale, battuta facilmente Caddeo, il pallone è ribaltato per Togliani da 3 punti a segno, altro attacco esemplare da parte del basket team Crema. 55-29, punteggio eloquente. Cus ha provato a tenere fin quanto ha potuto, poi è venuta inevitabilmente fuori la qualità della squadra lombarda, dominatrice quest'oggi a Saduchessa. Qui infrazione dei passi per Martina Capoferri, partita che sta scorrendo via abbastanza veloce visto che il risultato è comunque abbondantemente deciso. Esce Gaetani, torna Caldaro, esce Niola e c'è il primo ingresso in partita per Anna Santoru, che contrariamente a Caddeo aveva già esordito nel campionato di Serie A2. C'è anche Tomasovic in campo questo finale di terzo quarto per il Cus Cagliari. Sorrentino dal palleggio, ancora Sorrentino, il giro sul perno e poi il passaggio per la nuova entrata Santoru. Anche lei mette palla per terra, rischia di pasticciare un po' con l'altra giovanissima Caddeo. Le due non controllano il pallone. Allora Parmesani lanciata dall'altra parte, Capoferri contro Tomasovic, può attaccarla in rapidità, bel crossover, Capoferri si butta dentro e segna. 2 punti costruiti benissimo ancora una volta da parte di Martina Capoferri. Ha letto il mismatch nel migliore dei modi, attaccando la lunga, battuta con un crossover esplosivo. Canestro del 57-29, 30 secondi per la conclusione del terzo quarto. Ora il pallone fuori per Ridolfi, il giro sul perno, va fuori da Caddeo che non prende il tiro, lo fa invece Sorrentino allo scadere dei 24, pallone cortissimo. Allora può lavorare col cronometro ora Norma Rizzi, prova a battere Santoru, ci riesce abbastanza facilmente, manda su il tiro con la mano mancina, sottomano sbagliato però da parte della giocatrice cremasca. Allora termina il primo quarto, Crema vede neanche tanto in lontananza altri 2 punti. Dopo 30 minuti di gioco le ragazze di coach Diego Sguaizer sono avanti sul 57-29, pausa per noi. Studio Casa è un'impresa edile specializzata in ristrutturazioni e costruzioni secondo le più accurate e innovative metodologie. Con oltre 500 lavori eseguiti, l'azienda si colloca come leader nel panorama regionale, offrendo un'assistenza alla clientela dalla fase di progettazione e di sbrigo pratiche a quella della scelta dei materiali e della realizzazione delle opere. Forniture dirette dalle fabbriche, lavori in tempi certi con la massima qualità, certificazioni di legge e agevolazioni fiscali. Studio Casa, un unico interlocutore, un'unica garanzia, una scelta sicura.
Saranno 10 minuti di sostanziale garbage time al Palacus di Cagliari, quelli che stanno per avere inizio, con Crema che può già brindare praticamente alla settima vittoria stagionale in virtù di un vantaggio di ben 28 lunghezze sul Cus Cagliari. Rizzi, poi ancora Caccialanza con il 12 in campo, Parmesani con il 6 Togliani, poi palla persa. Intanto ci mancava dall'elencario la numero 5 Greta Visigalli. Questo è il quintetto schierato da coach Schweitzer per l'inizio dell'ultimo periodo di gioco. Dall'altra parte ci sono tante giovanissime, c'è Sorrentino, c'è Caddeo che qui non riesce a controllare il pallone, c'è Santoru, c'è Tomasovic e c'è anche Ridolfi. Altri 2 punti che consentono a Crema di guadagnare un rotondo più 30, 59-29 il risultato. Santoru con le finte, Tomasovic con il consegnato per Caddeo, Ridolfi che riceve, mette palla per terra, poi contro Rizzi, il suggerimento per Tomasovic, sfortunata qui nell'appoggio a canestro. Poi Visigalli, fischio lontano dalla palla, fallo tecnico per Giulia Ridolfi, qualche protesta di troppo evidentemente per la giocatrice nativa di Gualdo Tadino. Pronto il cambio con l'uscita di Visigalli con il numero 5, l'ingresso in campo con il numero 18 invece di Sara Moro, che è un'altra giovanissima giocatrice della Tecmar Crema, guardia del 1999. Questa è la sua terza presenza stagionale. Dunque l'ultimo periodo di gioco sarà anche un po' una vetrina per i settori giovanili di queste 2 formazioni. Possiamo offrire magari questa chiave di lettura. Qui c'è il fallo in attacco da parte di, anzi il fallo di Ridolfi. Sembrava in un primo momento che il signor Borrelli di Cercola avesse segnalato un blocco irregolare da parte di Parmesani. Non è così, si continua a giocare con Togliani che scarica per Rizzi, il pallone in punta per le finte di Parmesani, cerca di battere nell'1 contro 1 Ridolfi, ci riesce con una gran bella giocata, le manca però in questo caso l'appoggio vincente a canestro. Allora il Cus che attacca con Ridolfi, Sorrentino, c'è spazio per il tiro mandato a segno da parte di Caddeo ed è probabilmente questo l'unico motivo di gioia per il pubblico del Palacus in questo pomeriggio molto grigio. Canestro da parte di Caddeo, il primo della sua partita e ovviamente anche il primo della sua carriera a livello senior. Qui penetrazione centrale, sbaglia però Parmesani, allora Tomasovic che conduce in prima persona l'azione di contropiede, preferisce poi appoggiare proprio per Caddeo che ha preso fiducia. Tomasovic ancora ad attaccare Parmesani, va dentro con la mano sinistra, Parmesani un pizzico in ritardo con lo scivolamento difensivo, qui va a spendere il fallo, dovrebbe essere il secondo della sua partita. Pronta a tornare Gaetani in casa Cus Cagliari, ci sono invece Nori e Mandelli per Crema, escono Rizzi e Parmesani, 2 liberi per Natasha Tomasovic. Abbiamo già parlato delle sue cifre nel corso di questa partita, 9,3 punti, 9,8 rimbalzi, tira molto bene i liberi, 92% in stagione, è una delle migliori in assoluto del campionato di Serie A2 femminile. Il primo infatti va dentro e va dentro anche il secondo, 60-33. Lo scarico per Caccialanza in angolo, poi dentro per Nori, si va fuori ancora da Togliani, isolata contro Caldaro, 1 contro 1 con errore però da parte della giocatrice in maglia numero 6 di Crema. Corre Gaetani, esita qui, è indecisa se proseguire il palleggio o se passare il pallone, una via di mezzo che viene tempestivamente segnalata da parte dell'arbitro, infrazione di passi. Allora palla persa per il Cus, ancora Togliani che vuole lavorare contro Caldaro, vuole cercare di batterla nell'1 contro 1, sono pronti però gli aiuti, allora si accontenta dell'arresto e tiro, una tabellata in questo caso per Togliani, poi
lottano per contendersi il rimbalzo qui Caccialanza e Santoru. Ovviamente osservate speciali in questa fase della partita, soprattutto Santoru e Caddeo. Non possono essere nella partita Madeddu e Valentina Zucca per il Cus Cagliari, così come vi abbiamo raccontato a inizio partita, e questo ultimo quarto sarebbe stato un buon test anche per loro. Intanto bella penetrazione di Lavinia Gaetani, attenzione a questa ragazza perché ha la stoffa per affermarsi nei campionati nazionali. Di palla rubata da parte di Tomasovic, che poi corre in contropiede. Mandelli decide di spendere il fallo. 7:14 dalla conclusione del match, 60-35 ancora il punteggio in favore di Crema. Ci saranno degli altri cambi con il ritorno di Capoferri e l'uscita di Togliani. 2 liberi per Tomasovic, 2 su 2 in precedenza, vedremo se allora riuscirà a ripetersi. Primo sbagliato Tomasovic, raro errore per lei dalla lunetta, mentre coach Schweitzer parla con Togliani, qualche scelta sbagliata, 0 su 2 inusuale, direi totalmente per Tomasovic. 0 su 2 che testimonia anche un po' la sfiducia delle Cussine a questo punto della partita. Esce la croata ed entra in campo con il numero 13 Aielli. L'ultimo tocco a rimbalzo in precedenza è stato di una giocatrice di Crema e allora rimessa dal fondo per Gaetani. Prova a farsi vedere Caldaro nel pitturato in frazione di 5 secondi perché Gaetani non è riuscita a trovare una soluzione in tempo utile. Un po' ferme le compagne. Caldaro aveva provato a tagliare in solitaria verso il canestro, la sua marcatrice aveva però ottenuto la posizione. Allora Crema dall'altra parte con il blocco alto di Nori per Caccialanza, tiro da 3 punti invece per Capoferri, secondo ferro, la lotta a rimbalzo che premia Santoru, può correre in transizione Santoru, giro sul perno, pallone per Aielli, ha tanto spazio per il tiro, preferisce non prenderlo. Santoru poi in penetrazione alza la parabola, sbaglia, recupera il rimbalzo, sbaglia poi anche il seguente appoggio a canestro, dunque non riesce a trovare la gioia personale Alice Santoru, mentre attacca Crema dall'altra parte con Caccialanza, il blocco di Nori, cambio sul pick and roll e poi il tiro sbagliato da parte di Mandelli. Corre Caddeo perché anche lei il crossover su Capoferri, tiene però la posizione in punta Caldaro, consegnato per Gaetani, palla in mezzo alle gambe, poi altro tentativo di penetrazione stoppato qui da parte di Caccialanza che fa valere anche la differenza di esperienza. Poi il tentativo in penetrazione da parte di un'altra giovane, si tratta di Sara Moro che con coraggio è andata dentro nel pitturato del Cus a prendersi il tiro. Cambio prima dei liberi in favore di Moro, esce Mandelli, torna in campo Parmesani. Errore con il primo tiro libero per Moro. Sbagliato anche il secondo, dunque non riesce a trovare la gioia del canestro la giovanissima di casa Crema. Gaetani invece dall'altra parte, ma per Santoru, da Santoru a Caddeo, il taglio dentro da parte di Caldaro ignorato però dalle compagne. Allora circolazione che prosegue sul perimetro con Aielli, bel gioco a 2, pick and roll laterale con Caldaro, letto però bene dalla difesa di Crema. Qui un passaggio telefonato da parte di Parmesani, poi Santoru non riesce ad approfittare del buon assist da parte di Caddeo. Caccialanza da un'occhiata a Nori che cerca di prendere posizione in post, ha un accoppiamento direi più che vantaggioso con Aielli, poi il tiro dall'angolo mandato a segno da parte di Moro che dunque riesce a trovare la soddisfazione personale. Canestro del 62-35 per Crema, sempre abbondantemente in controllo delle operazioni qui a Cagliari. 5 minuti e 10 secondi per la conclusione del match. Caldaro, la finta di consegnato per Aielli, poi ne nasce un pasticcio, recupera Nori. Caccialanza, contropiede solitario per Moro che sbaglia qui incredibilmente con la mano mancina, poi va a subire il fallo, cercherà di prendersi questi 2 punti dalla lunetta. Dunque Sara Moro
altri cambi, ben diverse anche le rotazioni a disposizione dei due tecnici. Tornano Visigalli e Togliani per la Tecmar, dall'altra parte c'è l'uscita di Caldaro e il ritorno in campo dopo i 47 secondi giocati nel corso del primo tempo da parte di Carlotta Zucca. Intanto altro errore, sono 0-3 ora per Saramoro. Siamo entrati nella seconda metà dell'ultimo periodo di gioco. 0-2 ancora per Moro. A rimbalzo Gaetani recupera, offre la sfera poi per Caddeo. Caddeo può attaccare, guarda in direzione proprio di Carlotta Zucca, che però non può ricevere. L'ultimo tocco qui è di Moro. Quintetto interamente giovanile questo per coach Federico Sciascia. Immaginiamo un modo per preservare le giocatrici più esperte, magari anche per mandar loro un segnale. Cuscagliari che cercava soltanto un risultato da questa partita, è stato difficile ottenerlo vista la differenza di valori in campo e viste soprattutto le assenze, in particolare quella di Rossi. Cercava però magari una prestazione un po' migliore. C'è riuscita la squadra di casa, è riuscita a tenere il passo di Crema, ma solamente nel corso del primo quarto. Poi la differenza di valori si è fatta davvero troppo evidente. Qui cerca un tiro allo scadere di 24 Togliani, sbaglia e poi suona la sirena. 4:19 ancora da giocare, rimessa dal fondo per Aielli, riceve qui Gaetani. Aielli ancora in possesso del pallone, sale per ricevere Carlotta Zucca, c'è Santoro vicino a lei, mette palla per terra Zucca nell'accoppiamento con Moro, in angolo Aielli, vuole prendere il centro dell'area, fuori per Santoru, penetrazione mancina, Santoru sbaglia però dopo l'appoggio al tabellone. Buona circolazione ancora una volta da parte di Crema, pescato il taglio nel pitturato da parte di Parmesani, non trova più lo spazio per il tiro. Togliani per Capoferri, in angolo da Moro, comprende il tiro, 3 secondi per il tiro di Crema. Ci pensa ora Visigalli che trova lo spigolo del tabellone, nulla di fatto, si rimane sul 62-35 e ancora un cambio. Registriamo con piacere l'esordio in Serie A2 di Michela Serra per il Cuscagliari, che va a rilevare Santoru. Dunque ancora quintetto interamente di Yander, potremmo così definirlo, per il Cuscagliari. Recupero palla da parte di Crema, Capoferri dall'altra parte. Poi Moro che prova ad attaccare Caddeo, va dentro ancora con grande aggressività, ancora un errore per lei. Poi Capoferri a rimbalzo subisce il fallo e andrà in lunetta con 2 tiri liberi. Cifre di Capoferri parlano di 12,6 punti e 3,6 rimbalzi di media. Segnato il secondo, aggiorniamo il punteggio, 64-35. Dunque a un passo dal nuovo più 30. Crema. Caddeo sulla pressione proprio da parte di Capoferri. Recupero palla completato da Togliani. Prova a lanciare il contropiede ancora di Capoferri, presa in consegna da Caddeo, il taglio di Parmesani, il taglio anche da parte di Moro che realizza il secondo canestro della sua partita. Layup comodo con la mano sinistra, 66-35, 2 minuti e mezzo per chiudere l'ultimo quarto di gioco. Aielli in post basso per Gaetani, il taglio della nuova entrata a Serra, l'ultimo tocco e di una giocatrice ospite. Allora rimesso dal fondo per il Cuscagliari, si attende ormai
soltanto la sirena finale di questa partita. Noi vi raccomandiamo di restare su Directa Sport anche dopo il 40esimo, perché saremo in campo e vi offriremo le dichiarazioni dei due coach, le letture a caldo del post partita. Intanto questo finale abbastanza scontato ci offre l'occasione per ricordarvi quello che è il palinsesto di Directa Sport. In questo momento, come potete vedere sulla nostra pagina Facebook, siamo in diretta anche da un altro campo, è quello di Sestu, il Paladante, dove si sta svolgendo la sfida tra Città di Sestu e Bubi Alperia Merano, sfida valida per il campionato di Serie A2 maschile di futsal. Nella giornata di ieri ancora futsal Serie C1 maschile, la sfida tra Futsal Football Cagliari e Delfino Cagliari, vinta da 4-0 per la squadra allenata da mister Diego Podda. Poi il football integrato Xen nel pomeriggio. Intanto bel canestro da parte di Aielli, canestro da 2 punti. Poi ancora nella giornata di domani ci sarà tanto altro sui nostri schermi. La domenica è tradizionalmente la giornata del calcio, e allora sarà tanto calcio di eccellenza. Saremo a Calangianus, dove vi racconteremo l'assalto al primato da parte del Castiadas contro i padroni di casa giallorossi. Poi ancora in collegamento diretto da Muravera, dove i padroni di casa se la vedranno con il Guspini Terralba, calcio di promozione. San Marco a Semini 80 impegnata nel difficile match interno contro il Selargius. Questa partita sarà trasmessa in differita. Poi calcio a 5 femminile, partita importante in Serie A. Ancora Futsal Football Cagliari in casa contro l'Olympus Roma. Poi torna il basket di Serie A2, impegno interno per la Virtus Cagliari contro Palermo. Questo è il quadro del weekend su directasport.it, la TV dello sport sardo, l'unica e sola vetrina dello sport sardo in rete e non solo. Altro canestro intanto dalla lunga distanza, 74-37, 40 secondi al termine del match. Aielli in punta, sale Carlotta Zucca per bloccare, poi rolla dentro, suggerimento per Gaetani, attaccata forte da parte di Togliani. Termina il cronometro dei 24 senza che il Cus sia riuscito a produrre un tiro. Seduto in panchina ormai da diversi minuti coach Federico Sciascia accanto al suo assistente coach Ghiani. Dall'altra parte invece è sempre in piedi Diego Sguaizer, pur con un linguaggio del corpo assolutamente rilassato. Lo andremo a sentire nel corso del post partita. Intanto Crema non può andare fino in fondo perché c'è una discrepanza di circa 3 secondi tra il cronometro dei 24 e quello della partita. Vedremo quale sarà la scelta da parte di Togliani, che ora vuole attaccare Gaetani. Bel taglio da parte di Parmesani, non arriva il canestro, non arriva nemmeno la preghiera da parte di Gaetani. Allora la Tecmar Crema sbanca il Palacus di Cagliari con il punteggio finale di 74-37, settima vittoria stagionale dunque per la squadra lombarda, che sale a quota 14 punti in classifica. Non riesce invece ad avere continuità il Cus Cagliari dopo il successo sul campo del Fassi Albino della scorsa settimana, partita però molto complicata soprattutto in virtù delle assenze per il Cus Cagliari. C'è anche ovviamente una differenza di valori abbastanza importante nel corso di questa partita, l'abbiamo detto tante volte, sono due squadre che lotteranno per obiettivi di classifica ben diversi. Ora per noi una pausa, qualche spot, poi saremo in campo per le interviste post partita. La società Bartoli Fisio-Redi, con sede a Decimo Mannu, lungo la strada statale 130 al chilometro 14,300, esegue demolizioni industriali, recupero e trasporto materiali ferrosi e non, ritiro materie plastiche riciclabili e non riciclabili e servizio di pressatura. Per prenotare il ritiro dei tuoi materiali, chiama i numeri 340 10 29 181 oppure 346 86 34 752.
Bartoli Figgeredi sostiene lo sport. Studio Casa è un'impresa edile specializzata in ristrutturazioni e costruzioni secondo le più accurate e innovative metodologie. Con oltre 500 lavori eseguiti, l'azienda si colloca come leader nel panorama regionale, offrendo un'assistenza alla clientela dalla fase di progettazione e di sbrigo pratiche a quella della scelta dei materiali e della realizzazione delle opere. Forniture dirette dalle fabbriche, lavori in tempi certi con la massima qualità, certificazioni di legge e agevolazioni fiscali. Studio Casa, un unico interlocutore, un'unica garanzia, una scelta sicura. Torniamo in diretta mentre sono in compagnia di coach Diego Schweitzer, tecnico della Tecmar Crema. Analizziamo assieme questa partita sostanzialmente dominata da parte vostra. Mi sono permesso di dire in telecronaca, tanti attacchi di grande qualità, soprattutto nel corso del secondo quarto hanno scavato il solco, poi sostanzialmente non c'è stata più partita. Sì, forse la partita ha preso una direzione già alla fine del secondo periodo. Pensavamo oggettivamente di trovare un po' più di resistenza da parte di Cagliari, nel senso che venivano comunque da un'ottima prestazione giocata ad Albino e quello che devo dire è sicuramente un bravo le nostre ragazze, anche nel momento in cui abbiamo cambiato con le ragazze più giovani siamo riusciti a tenere intensità e quindi quella partita, come hai detto giustamente tu, si è incanalata su un binario e da lì poi non è più scivolata via. Ottimo anche l'attacco alla zona, il CUS ha provato a proporre questa difesa a zona anche per lunghi minuti, c'è stata grande lucidità in quel frangente. Guarda, per come siamo costruiti adesso, per caratteristiche proprio individuali, diciamo che quando troviamo difesa a zona un po' ci andiamo anche a nozze, nel senso che con tante tiratrici a 3 punti ci viene facile anche trovare un tiro con Benice numero 4 che apre il campo e quindi sì, lì abbiamo trovato canestri importanti. Obiettivamente c'è stato un attimo di sbandamento difensivo da parte di Cagliari, lì ne abbiamo approfittato e con diversi canestri a 3 punti poi abbiamo aperto veramente un'autostrada. 7 su 12 da 3 punti al termine del secondo quarto, non una giornata fortunata ma tante circolazioni di qualità, possiamo dire così. Sì, io ribadisco, per come siamo strutturati mi viene difficile dire che sono state soluzioni estemporanee, nel senso che arrivano sempre da situazioni create da passaggi profondi, da palleggi, da ribaltamenti. Poi certo bisogna anche far canestro e un po' di fortuna, come dici tu, probabilmente c'è e ne prendiamo anche atto, però ripeto, siamo una squadra anche costruita così, per stare fuori ai 3 punti e quindi vada così insomma. Settima vittoria stagionale, questa partita ha detto che c'è tanta qualità nel vostro roster, lo aveva detto anche in realtà la partita contro il Jazz che avete perso solo dopo 2 supplementari, allora là in alto per la lotta nell'altissima classifica ci siete anche voi, lo possiamo dire una volta di più. Guarda, la tua analisi mi piace, però c'è ancora qualcosa che manca tra noi e sicuramente Geas, perché la capacità di vincere di Geas sicuramente le sta aiutando tantissimo a portare avanti il loro campionato, la capacità mentale di affrontare le partite è un po' invece il nostro deficit. Generalmente tendiamo sempre a spegnerci tra il secondo e il terzo quarto, per oggi chiaramente c'è stato meno questa disparità, ma anche perché chiaramente abbiamo trovato di fronte a una squadra che un po' ha tirato i remi in barca, quindi non so dirti dove stia la verità, se nel mezzo o meno. È chiaro che noi dobbiamo sicuramente trovare più continuità di rendimento e cercare poi di essere più performanti nei momenti in cui si spegne la luce. L'ultima battuta sul CUS Cagliari, hai detto me l'aspettavo più combattivo in virtù della prestazione di Albino, mancava Rossi, quest'oggi è un'assenza molto molto importante nell'economia di squadra. Sì, però in realtà è mancata anche Albino, quindi io ho visto la partita giocata da loro e l'impressione che ho avuto è stata quella di vedere una squadra che anche in difficoltà ad Albino ha continuato a giocare producendo pallacanestro, magari anche sbagliando, però sempre con energia in campo. Oggi non so, sinceramente non ho idea, però quello che avete visto voi l'hanno visto tutti, insomma, probabilmente è una giornata storta, ecco.
Grazie mille allora coach Diego Schweitzer, lo lasciamo alle sue ragazze, per noi ancora una piccola pausa pubblicitaria, poi torniamo con altre interviste, altri ospiti, altri protagonisti di questa partita. Torniamo in diretta, coach Federico Sciascia, analizziamo i temi di questa sconfitta larga nel punteggio, c'erano delle assenze importanti, lo sappiamo, ha detto coach Schweitzer, mancava Rossi, è vero, ma era mancata anche ad Albino, in quel caso il Cus aveva giocato una grande partita, quest'oggi cosa è mancato? Ad Albino abbiamo fatto una partita dove ci abbiamo creduto, abbiamo messo in campo tutti i nostri contenuti tecnici e tattici per i quali ci alleniamo. Oggi alla prima difficoltà ci siamo un po' scollati rispetto al nostro lavoro settimanale, rispetto al nostro lavoro che ci deve portare a un miglioramento di squadra in attesa di far rientrare tutte le altre. Questo chiaramente non ci aiuta anche nell'inserimento delle giovani. Se a un certo momento la squadra si scolla, facciamo fatica anche a inserire le giovani, essendo questo il nostro progetto. Poi il punteggio ovviamente prende il largo perché abbiamo fatto provare il campo anche alle ragazze che non hanno mai entrato in un campo di Serie A. Hai provato la difesa a zona nel corso del secondo quarto, si cercava una soluzione per sparagliare un po' le carte. Crema ha attaccato con una qualità davvero incredibile, trovando dei tiri aperti, ottime circolazioni, a quel punto c'è stato poco da fare per rimettere la partita in piedi. Sì, allora loro hanno delle tiratrici, loro sono una squadra che possono fare tanti punti dall'arco, dei 3 punti, però sinceramente ho provato anche a spiegare ai miei ragazzi, noi abbiamo fatto tanti errori rispetto alla nostra zona, errori che non avevamo fatto per esempio ad Albino, ancora evidentemente alcune situazioni non sono state ancora consolidate nel loro bagaglio tecnico. Noi vogliamo fare un campionato per salvarci, questa non è la parità giusta, non mi preoccupo del punteggio, ma penso già al martedì, a tutte le cose che dobbiamo fare per poter giocare meglio nelle prossime partite. Una battuta allora sulle giovanissime, visto che ne abbiamo parlato, c'erano diversi esordi in Serie A2, quest'oggi è stata un'altra vetrina per il settore giovanile del Cus e qualche segnale interessante si è visto. Sì, ma il nostro gruppo di interesse di 2001-2002 è un gruppo che noi vogliamo portarci dietro per le prime squadre, la prima squadra di Serie A. C'è tanto lavoro da fare, lo stiamo facendo, però siamo consapevoli che i miglioramenti sono graduali, soprattutto per le giovani, sono graduali per tutti e ci vuole tempo per diventare più brave e per provare a fare le cose ben fatte. Ci stiamo provando, crediamo di essere a buon punto, è chiaro che le due cose, risultati e miglioramenti, non coincidono nell'immediato, però noi ci vogliamo credere, il nostro progetto è questo e ci crediamo. Grazie mille coach Federico Sciascia, allora a me non rimane altro che chiudere questa diretta dal Palazzetto dello Sport di via Ismirionis a Cagliari. Vi ricordo che la Tecmar Crema ha battuto il Cus Cagliari con il punteggio finale di 74-37 nella nona giornata del campionato di Serie A2 femminile di basket. Il Cus non è riuscito a dare continuità alla bella affermazione esterna di Albino, così come avete sentito dalle parole di coach Federico Sciascia. Si tratta invece della 7ª affermazione stagionale per il basket team Crema, che continua a lottare davvero ai vertici della classifica del girone nord del campionato di Serie A2. Io ringrazio Andrea Farris per le immagini e per la collaborazione tecnica. A tutti voi l'augurio di un felice proseguimento di serata sempre su directasport.it. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali: calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa